scotch. Alla fine comunque siete riusciti a mettere su un presepe vivente, che per la parrocchia e per il paese è una cosa importante di estremo significato. Sì, abbiamo voluto fare questo presepe che poi è un presepe vivente particolare. Abbiamo voluto far capire ai ragazzi che il perché è nato Gesù, come è nato Gesù. Quindi abbiamo cercato di prendere le parole del Vangelo di Luca con dei momenti essenziali, quindi dall'annunciazione alla nascita di Gesù. Quindi Maria, questo sì di Maria che è diventato per noi la grazia. Partecipazione e grande entusiasmo da parte dei bambini. Sì, i giovani hanno cercato di lavorare e di contribuire, ma la cosa più importante è stare insieme e preparare insieme. Quindi il messaggio per il prossimo anno, per le prossime edizioni, quale potrebbe essere? Il messaggio è la massima partecipazione, e la massima partecipazione non solo al presepe, ma a preparare, a stare insieme per preparare. Perché serve aiuto? Serve aiuto per fare? Serve aiuto, sì, serve aiuto, ma ripeto, la cosa più importante è stare insieme, perché ancora a Cinque Frondi non c'è questo tipo di mentalità, cercare di stare insieme all'oratorio. E di cultura. E di cultura. Le interviste sono sempre di Michele Banese. Poco fa abbiamo sentito Daniela Galluzzo. La lampadina non mi piace. Tutte e due, dai. Quando eravamo piccoli,
Prima si è visto pure me piccolino. Mi si sta muovendo nei pecore, Lei annuncia cosa? La nascita di Matteo Gesù Magri? bambino. A chi la annuncia? A Maria. E cosa gli dice? Vi annuncio una grande gioia. Quindi tu fai l'arcangelo o l'angelo? Io faccio l'angelo. E tu fai l'arcangelo? Sì. E cosa annunci? La nascita di Gesù bambino. A chi? A Maria, E Maria chi è? la madre di Gesù. E a Maria si avvicina. Le è stato annunciato cosa? La nascita di Gesù, Come vi chiamate, a parte gli scherzi? di Emira, Maria Grazia. Matteo. Buon presepe! Grazie. Mentre però stavo pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore. Levandosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato. Benedito il saluto di Maria, il bimbo le sussultò nel cuore. Viene risultato di gioia nel momento e beata colei che ha creduto nella deprimente. Chi viene a visitarvi qui? Maria, Ma tu chi fai? Maria, E chi viene a visitarti qui? nessuno. Come c'è una... Io sono andata a casa sua, Ah, tu sei andata a casa sua e lei è? Elisabetta, Ah. Tu come ti chiami di nome? Maria Catena, Maria Catena come? io era no. E lei è Elisabetta? E sei venuta a far visita? Anzi no, Maria è venuta a far visita a te. E tu cosa gli dici? Gli dico che è benedetto fra le donne. Tu invece ti chiami? Maria Pia. Ciminello. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte, facendo la guardia al loro peggio. Un angelo del Signore Quanto lavoro c'era dietro. Che fate voi qui? Ricamiamo. Cosa fate? Ricamiamo. Persone che prima si vergognano. Chiamate nel pre? Poi parlano. Presepe. Come ti chiami tu? Paola. Paola come? Borghese. E tu come ti chiami? Saragondo. Martina Brunesti. C'è la diretta interessata. Francesca Caccamo. E cosa fa? Tutti ricamate qui? Madonna che corredo che esce poi. Il corredo a chi lo diamo poi? A chi? A chi? E chi lo sa? Cosa state a fare qui? Il pre? E quindi le cose che ricamate a chi gliele date? A Gesù bambino, a Gesù bambino. Non ve l'aspettavate, questa. Ciao! Che fate qui? Cuciniamo. Cosa cucinate? Ma non so. Caffè, altre. Una volta c'era il caffè nel presepe. Tipo come si chiama? Ma non mi viene mai il nome. Ma non mi viene il nome. Che Vabbè, cucinate, dai. Cucinate. Tu come ti chiami? Flavia. E tu? Giorgia. Giorgia come? Macri. E tu, Flavia? Pronesti. Ciao, mi raccomando, cucinate bene. Guarda noi, guarda noi. Guarda noi.
In quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte. Tra l'altro mi suggeriscono che la bambina ora fa la prima media. Esperienza positiva. Ciao Anche Dario. se con difficoltà, però è stata positiva. Vedo parecchia gente che sta avvenendo piano piano, però... Questo è un paese strano, no? All'inizio nessuno si impegna concretamente, ma poi sotto sotto arrivano tutti per vedere quello che si fa. Perfetto, hai detto bene, perché all'inizio eravamo pochi, poi piano piano, oggi pomeriggio invece l'oratorio si è riempito di nuovo di tanta gente che dava una mano, chi portava coperte, chi portava legna, chi portava insomma, tante cose che effettivamente poi dopo tanto lavoro ti danno gratitudine. Per fare una cosa del genere occorrono volontari, cioè gente che si dà da fare nonostante tutto. Certo. Diciamo che ognuno di noi si dovrebbe mettere nella situazione di capire il bisogno che c'è in giro, di capire le esigenze del momento, di capire come muoversi. Ognuno di noi si deve prestare a qualche cosa, in modo particolare nel sociale. Il sociale ha bisogno di persone che si devono... E tra i volontari che sono venuti qui c'è Vincenzo. Mastro Ciccio. Che è di San Giorgio però? Residenza 5 Fronti. E che esperienza è stata questa? Bella, buona esperienza. Perché? Dare una mano a tutti così. Ma lei lo sa che con quella barba somiglia veramente ad un pastore di 2000 anni fa. Va bene. Comunque grazie per quello che ha fatto. Grazie a voi. Grande la sua misericordia, sogno il suono. Si vergognava un pochettino Mastro Ciccio, Mastro Ciccio. Si vergognavi un pochettino all'epoca. Il pastore. Ancora ti vergogni? Che tipo di pastore fai? No, ora no. L'aiutante del panettiere. E cosa, quello sarebbe il forno? Sì. Quando? Il pane, quello che ecco qua, vedi? Prendete il pane, dov'è il pane che state infornando? Fai, dammi un pane. Quanti di voi l'hanno riconosciuto? Eccolo qua. Ah. Bene, quindi il pane e il vino, fra poco si mangia. Sì. Tu ti chiami? Ettore. Come? Manes. Mi raccomando non bruciare. Poi vai in forno. Come ti chiami? Lucrezia. Lucrezia come? Mesiano. E tu? Lorenzo Magri. Attenzione a fare bene il pane. Di lei è la? Madonna, la Vergine Maria. E lui sicuramente sarà Giuseppe. San Giuseppe. E invece? Michele. Michele, di Cinquefronte non si poteva chiamare diversamente. Quanti anni ha? Quanti mesi ha? 6 mesi e mezzo. 6 mesi e mezzo. Ciao. Si vede che si chiama Michele. Arrivederci, mi raccomando, voi siete la parte centrale del presepe, mi raccomando. Tanti auguri a tutti, Tanti auguri. Invece che fate qui? Gli angeli. Gli angeli. Vicino alla? La Madonna, a Gesù. Sapete volare almeno, sì? No. Non sapete volare? No. State fermi? Sì. Allora, quest'angelo si chiama? Chiara. Giulia. Mi raccomando, Buon Natale. Buon Natale. Voi che fate qui invece? Stiamo vedendo i biglietti mentre pieghiamo. No, si dice stiamo facendo i pastori nel presepe vivente. Come? Cosa fate qui? Stiamo vendendo stoffe e se comprano i biglietti. Ah, ma una volta non c'erano i biglietti al presepe. E ci hanno detto di venderli. Diciamo che vendete le stoffe e sotto sotto vendete anche i biglietti. E tu ti chiami? Maria. Che tipo di stoffe vendete voi? E qua? Sì, furono subito Ti vedo, vieni qua. Ci sono queste. Volevo salutare Annalisa che ci sta seguendo. Queste che sembrano un po' di tappeti. Ci sono un sacco di stoffe. Come ti chiami tu? Annalisa. Annalisa. Annalisa come? Gallo. E tu? Cimina.
Cimino come? Maria. Mi raccomando, vedete che il futuro del presepe dipende dalle stoffe che vendete. Ciao, buon Natale. Natale. Tu che fai qui? Beh, sono venuta al presepe vivente. E che fai? Il pasto? Io faccio il pastore. Il pastorello. E cosa vendi? Frutta. Che tipo di frutta vendi? Mandarini, banane. Li avete riconosciuti, finocchi. E tu invece cosa vendi? Luigi e Gianmarco. Mandarini, banane, finocchi. E basta, patate no? No, kiwi. Ah, kiwi, piccione kiwi. E quella cosa rossa cos'è lì? Quale? Quella lì. Quale questa? Cos'è? Non lo sai. È la La zucca. Tu ti chiami? Lucia. Lucia come? Leandro. E tu come ti chiami? Gianmarco Puntillo. E si dice alla fine buon Natale. Buon Natale. Ti chiami? Daniele Valeriotti. E che fai qui? Vado alle crepe. Le capre o le pecore? Le pecore. E quindi fai un? Pastore. Pastore. Il vero pastore del presepe sei tu? Sì, sì. Bravo, e ti chiami, hai detto? Daniele Valeriotti. Ciao Daniele. Ciao. Mi raccomando di non farti sfuggire le pecore. Sì. Giuseppe, aspetto l'angelo. A me sembri più Benino, sai chi era Benino? No. Come non lo sai chi era Benino? È il pastore che in tutti i presepi dorme. Qua cucina. Cosa cucini? Porco. Cosa? No, fai l'ari? Fai l'ari? Serva. La ricotta. Ah. Non si cucinava il maiale nel presepe. Ah, va bene. E quindi se viene qualcuno e ti domanda, tu gli dici cosa fai lì? Cucino là? La ricotta. Perché sono un Store. Bene, se no la ricotta non esce. Va bene, la ricotta si deve mescolare bene. Ciao. Ciao. Che fate qui? Beviamo. Cosa? Vino. E questa cos'è? Una cantina. Una cantina? Sì. E tu che bevi? Io vino. Tu pure vino? Ovviamente. E tu? Vino pure. Essa partorirà un figlio. Non è che vi ubriacate, no? Siamo abituati. Tu come ti chiami? Luca. E tu? Antonio. Destatosi dal sonno, Matteo. Giuseppe Matteo. Mi raccomando, attenzione al vino. E prese con sé la sua... Per fare il presepe occorrono anche dei volontari. Voi due vi siete spesi per fare questo. Cosa avete fatto? Con quali materiali? E soprattutto se è stata un'esperienza interessante e bella. Va bene, abbiamo trovato delle opportunità, delle cortecce, la quale l'anno scorso l'ha fatto molto diversamente, quest'anno era breve il tempo e abbiamo cercato di fare qualcosa, ma penso che abbiamo fatto qualcosa di utile per tutti quanti. Assieme al maestro signor Vincenzo Corica, me lo posso vantare. Signor Corica, allora che esperienza è stata? È stata una bella esperienza, è il secondo anno, anche l'anno scorso. Comunque abbiamo fatto, spero, un bel lavoro. Se dovreste fare un appello agli altri per dire che il prossimo anno si può fare meglio, con più aiuto? No, più aiuto sì perché siamo stati soli, completamente soli, poche persone. Nonostante tutto comunque siete riusciti a fare una cosa carina. Sì, con la nostra volontà di quei pochi che siamo stati, è stato un bel lavoro, diciamo. Va. Dite che c'è stato Ovviamente pure parliamo del 2012, il signor maestro Francesco Percastro, in cui si è prestato di tutto, ci ha portato delle cose che non l'aspettavamo lì per lì subito, la legname, le canne, un sacco di roba, tutto. È un gran lavoro. Va bene, allora buon Natale e buon anno. E buona visita del presepe. Arrivederci. Tante cose. Arrivederci. A tutte quante. Don Serafino, e anche quest'anno possiamo dire che nonostante tutto il presepe vivente piccolo, carino, è riuscito e la gente sta arrivando. La gente sta arrivando ed è una cosa bella, però arrivare quando tutto è pronto è facile, per realizzare anche qualcosa di piccolo. E non la saluti, no, ci siamo salutati stamattina. E non la saluti, no, ci siamo salutati stamattina via... Su Facebook. Sì.
Quindi questo è molto brutto, perché è importante utilizzare i mezzi moderni, comunicare, confrontarsi, però quando parliamo, poterci guardare negli occhi, ma attraverso gli occhi traspare anche quello che abbiamo dentro. E poi il rapporto umano è importante. Don Serafino, un'ultima cosa, voi sapete che queste immagini verranno viste soprattutto dai tanti cinquefrontesi che vivono fuori. Del resto lo scopo dell'Associazione Medico di Pinuccio è questo, quello di fare da ponte, da collegamento tra il paese e i tanti nostri concittadini che stanno in Germania.
sta, prova. Dovremmo esserci. Aspetta. Sì, non c'è ancora il video, adesso arriviamo. Facciamo finta che non è successo nulla e quindi ripartiamo dalla sigla. Adesso il vento, vai, tutto, di tutto e di più. Si era interrotta la corrente, comunque abbiamo ripristinato il collegamento, abbiamo visto il primo video che era le interviste del Presepe Vivente 2012, tra l'altro un po' anche commovente con persone che non ci sono più. Le interviste erano di Michele Albanese, altre interviste di Michele Albanese, andremo a vedere adesso il video, andiamo spediti perché siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia. E parliamo del Natale di una volta. Vai. La nostra vecchia sigla. Che bella. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time. Giurato, io alla messa, caccia le patanose, non sa muccia, mi posso un portavogliere, non mi perdo. Noi troviamo una bascia sopra. Buon Natale allora. Per a voi, mi venere come una volta che era bello, non c'è niente. Bello perché si stava buono assieme, no? Sì, sì, stava assieme, c'erano i cibi pure, che non c'è noi. Che cibi c'erano? Ebbene, una volta facevamo maiale pure tra i terrieri. Chi scialavano? Erano 7, 8 di famiglie, 10, secondo. Voi figli dove la vite? Io uno io alla Germania e due io in Cicrunde. Allora, in Ciciti, notti di Natale, si collega sopra al computer che vi vedi l'intervista a voi, che mandiamo alla messa di Cincrunde in diretta. Se volete ci mandate un saluto di Buon Natale, mandateci un saluto. Buon Natale, Ceccio mio, allo figurante. A un in Germania io. A Frankenberg. E salutate Luca Amano, diteci Buon Natale, dai. Buon Natale allora. Da Frankenberg. E buon Natale pure a voi. Statevi bene. E mi venire come una volta con la pace, non c'è una pace, non niente. Lavoro non avevo, pace non avevo. Ma una volta a Natale era meglio, no? Era bello, sì. Avevamo lo vino Inton, avevamo tutte cose, c'era bene Dio una volta. Ma non l'hanno intero i figli miei, che non mi aveva 20 anni che morì poi 21. E poi io mi decalai alla casa e... A dove stacevo una volta voi? A Benciconi. Tutti in campagna stavano? A Benciconi, sì, sì. Allora,
Avevamo le terre del colonnello, buonanimo. Quale colonnello? Burzolì, voi ricordate? Sì, sì. E le telle di Moricca accattammo, la signorina Moricca, pure, limitavamo la suppa. E la suppa era bella, erano paesi, non c'è nulla, cuca morì, qui case non dorme più per essere solo, ma se no le terre erano belle per... Buon Natale signora Sigillò. A voi. Io non lo prima la scuola e poi lo mascio. I ragazzi di oggi, di questi giovanotti. E onde vanno? Se non avevo mascio. Dici tu onde vanno? Una volta stavora. Le masce faticavano, sì. I costurieri, i barbieri, tutti faticavano, gli scarpari. E li pagavano già? E li pagavano, ieri si imparavano l'arte i figlioleri. Poi dopo si imparavano l'arte, qualcosa pigliavano, giusto? Ma il barbiere c'è ancora, no? Ah. Il barbiere c'è. Il barbiere sì, ma se no oggi non c'è. Questo è uno che hanno tutto fatto. Tempo che piglio la stoffa e ci dai due. Buon Natale pure a voi. Grazie, grazie Olma. Arrivederci. Buone cose, buone Natale. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Come vi chiamate voi? Fonti. Fonti come? Angela. Mi parlate di un Natale di tanti anni fa, di una volta. Com'era un Natale una volta? Com'era? Sacrifici facevamo per i figli. Era buono, che facevamo zippoli, cose, facevamo che giusto nera di cose. Era buono. Giusto nera di chi? Zippoli. Facevamo. Solo zippoli facevo? Zippoli, di quello che c'era nella casa. Sì, sì, perché ne aveva uno figlio, ne aveva 6. Ma io 6. Sentite, e quando ero cucciarera voi, com'era un Natale una volta? Ah, quando ero cucciarera io, che di tempi figlio, sacrifici, la mamma era mia, faticavamo e campavamo, così ne era una volta. E o paese com'era una volta? Meglio di mo. E chi era più meglio? Più meglio, ma che vedete? Una volta vedevamo ne sceno, facevano tutte cose, facevano una volta, con tutto che erano con sacrifici una volta. Le mamma le nostre una volta partirono. Sentite, voi va a messa a mattina presto una volta per voi? Iemo, con la messa all'ora la chiamavamo. A che ora era? Alle 6. Alle 6:30 ne scemo e poi ne andiamo per Olivi con Guerrisi, la giornata. E qua diceva la messa quando voi quando ero cucciarera? Sì, non c'era il primo piano, quando era il piano, c'era un altro previti che lo chiamavano Amedeo, di Tavrianova. Sì, andava via previti, andava via. E c'erano che suonavano la zampogna davanti alle chiese pure? Con i zampogni. E qua era chi suonava? Qui era compare Peppi Monteleoni, di Monteleoni era, sì. Pigliamo tutti i Monteleoni, ne sono con chi era Zampogni, una volta. E i giochi una volta quali erano? Con chi giocavo quando ero cucciarera buon Natale? Che non devo ricordarmi giocare, al peggiore giocavamo a sordi. Allora peggiore, lo marito mese di anni, tutti quelli arrotati che giocavano, e io già... E ci pigliava rubava le sordi per non scherzare, sì. E coglievano cani, tutti che cucciareri me, giocavano, allora per giù giocavano. E si stava meglio, no? Sì, meglio come. Sentite qualche poesia in dialetto di una volta di Natale, non ve la ricordate? Non mi ricordo. Chi si cantava una volta a chiesa? Cose di Natale cantavano. Voi non cantavano? No, erano cucciarieri che cantavano. Erano cucciari. Tutte queste cose che Dio fanno di Natale lo facevano pure una volta. Sì, una volta. Facevano le feste, facevano tutte cose. E il tuo paese com'era una volta? Facevano l'attaretti, canta cessati. Di Natale? Com'erano l'attaretti di Natale? L'attaretti erano quando era sul Corpo Domini. Ah no, dopo di Natale voi Di Natale che stanno? O presepio facevano? I presepi facevano. Ogni puntuno facevano presepio. Il Cancio a Borgo faceva? Facevano cavanti. E come faceva? Tramonti, tutti che i romani una volta.
Sì, tutti i giovanili, una volta ma non c'è nulla più. Così dire per l'America, così dire per qua, così dire per anni, per dire. Ma se non una volta era buono. Vi potevo cercare di fare un augurio a tutti i cincrundisi? Un augurio di buon Natale a tutti. Fate auguri di Natale per tutti i cincrundisi. Sì, e che se lo posso dire, che ne posso dire altro. Auguri di Natale. A qualcuno che non vedete assai, avete figli che stanno fuori? No, no, dai tutti. Frati, parenti che stanno fuori all'America? Parenti, dai le nipoti, dai a tutti. A onde? Roma, dai la figlia a Roma, pure, sì, sì. A tutti i cincrundisi. Buon Natale per tutti. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime, jingle bell time. Dancing and prancing. Carmela. Carmela come? Rullo. Rullo Carmela io faccio. Di quale classe siete? Non si può dire. Non si può dire. Sentite. Ce l'ho, ma 20. Sentite, mi dicete com'era un Natale una volta? Ecco com'era. Scarso di mangiare era una volta. Il Natale, Pasqua, tutte le feste erano scarsi. Chi si mangiava una volta a Natale? Che i ceppulieri li facevo sempre. Ma se stava male una volta, no? Non c'erano i soldi. Ma è vero che una volta, nonostante non c'era povertà, non c'era fame, si stava meglio che mo'? Quando era signorina non c'era fame, perché andavo per un passo 9 anni 5 io, c'ho letto. E abbiamo faticato. Mascolo e prima, un campavo un passo e 5 c'ho letto. E voi che lavoro facevo? Ma io ero da tesa, pedalivi, carichiamo profumeri, che una volta facevano le patate profumeri degli animali, carichiamo pesa, mattuna, lavoravo. Sentite, ma Natale una volta a che si giocava quando ero corriere voi? Alle lucisi. Che le lucisi mettevano una tavolera e poi faceva così. Quando minavamo una e toccava l'altra, ne ripigliamo perché erano fatti rossi. Ma non ci usa su gioco bello, a me mi piaceva. Solo ai nuciri giocavo? No, io giocavo pure alla tombola. Non io che c'era la rasa, giocavo come se ne può manco. Sentite, ma una volta la messa era alle 5 di mattina, voi vi ricordate quando era alle 5 di mattina la messa? Io. Qua dice, a onde va la messa? Oddio, al paese mio, alla chiesa. Notte di Natale. Ah, ma voi non siete i cincruni? No, notte di Natale. Voi dove siete? Di Notte di Natale, non dormivo, ricordare. Ed quando sapevo che era l'ora che diceva la messa, di Dio, eravamo alla porta della chiesa e chiusa ancora. Ne vediamo il posto, sapete che una volta ieri era la messa. No, come... E voi quando veniste a cincruni, cioè quale anno? Chissà, non mi ricordo mo'. 49. E cincruni come erano cioè 49 quando veniste voi? Che brutta nero questa casa, a casa sapete com'era? Quando la accattiamo noi, di terra, una scala vecchia, brutta, una soffitta, le tavole che si vedevano anche pure sotto sopra. E poi chiaro chiaro il Signore ci aiuta. Potete fare un saluto di buon Natale ai cincrundisi, ai parenti vostri, a cui... Sì, a tutti, fino a ieri vedi non ne potevi vedere casare. Ma vi ricordate qualche canzone o qualche poesia di Natale di una volta? Non mi ricordo niente. Abbiamo la tia bigliettavo, poi 5 mesi tra letto, 5 mesi hanno passato. Di questo tempo ancora era malata. Non mi fece questa puntura, vediamo se mi cuore non. Allora buon Natale, pure a voi. Grazie, c'è tanta buona a tutta la famiglia, a sto giovanero, che non conosce ma cosa c'è qui. E a tutti i cincrundisi. A tutti noi. No, a tutti c'è qualche dura che non si merita.
Buon Natale! Buon Natale per la bocca, buon caruscio. Arrivederci signore. Arrivederci, arrivederci. E allora abbiamo visto... Ciao. Abbiamo visto un 15 minuti di video. È un video storico dell'EDP, lo possiamo definire storico. Arrivano gli zampognari. Adesso li facciamo vedere. Che avevo un pochettino di eco con il microfono, non sono riuscito a prendere bene gli zampognari con l'audio. Stiamo vedendo la via del Vischio, organizzata dai volontari del villaggio di Natale. Tra poco vediamo se riusciremo a farci una piccola passeggiata. E si sta preparando un mondo di divertimenti di Emanuele Paoliti con un spettacolo mangiafuoco, quindi tra poco ve lo inquadriamo. Nel frattempo volevo ringraziare qualcuno che mi ha dato una grossa mano. Parlo di Magnetic Marco, che mi ha dato la connessione. Volevo ringraziare IDM Group, Luxor Events, in particolare a Vincenzo Nasso e Angelo Condò. Angelo Pezzano che mi ha aiutato nell'allestimento, nel montaggio. Mio papà che mi ha supportato e sopportato, Francesco Bonini. Tra pochissimo inizierà Emanuele Paoliti. Intanto dovrebbe arrivare Momenti un ospite e parleremo di una serie che è iniziata sul canale dell'Edicola. Si chiama Un posto di Calabria, che è anche il nome dell'associazione che ci sta accompagnando in questi viaggi. Potete trovare su YouTube 2 video dedicati a Cinque Frondi, si chiama Pedipedia Cincrundi, c'è sia la parte 1 e la parte 2. La parte 2 è Pedipedia Cincrundi Oscuro. Abbiamo caricato anche si chiama uno short su YouTube che è di un'escursione letteraria, tra l'altro, a San Luca. I ragazzi sono andati alla casa di Corrado Alvaro, quindi vi invito a vedere quel piccolo video, dura 1 minuto. Tra pochissimo arriverà Simone, spero. Mentre aspettiamo anche Emanuele Paoliti che si prepara. Comunque io vi sto leggendo, come sempre io vi lascio il link qua sotto per seguire l'EDP sui social. Vi sto leggendo, mi fa tanto piacere che chi si sta guardando il video riconosce comunque parenti, persone che non ci sono più. Potete trovare questi video sull'Edicola di Pinuccio, ve lo ricordo sempre, canale YouTube. Ciao ragazzi, ciao belli, ciao belli. Video dell'anno 2012. Saluto voi in chat, ciao Rita Macri. Ciao Antonino, tantissimi auguroni anche a te, buone feste. Intanto ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Not only green, but summer's here, but also winter's cold and drear. Oh Christmas tree, oh
thee. How richly God has decked thee. Thou bidst us true and faithful be, and trust in God. Dove sono i conigli? Scusa, sto passando di sopra. Ricolleghiamo. Ecco, bravo, che una volta Oggi la capanna c'ho mezzo. Non è aperta. Ma mentre sono partecipate con una mano ci visto quella sesta. No, è serio, dai. Serve scotch. Stiamo preparando il tempo perché lo spettacolo si tiene un pochettino più in avanti, quindi non riusciamo ad arrivare con le Mi stai riprendendo veramente? Che mi vuoi? Alla fine comunque qualcosina. siete riusciti a mettere su un presepe vivente, che per la parrocchia e per il paese è una cosa importante di estremo significato. Succede anche questo. Sì, sì, abbiamo Comunque voluto io vi fare leggo, questo nel presepe frattempo che vi sto poi è leggendo. un presepe vivente particolare. Abbiamo voluto far capire ai ragazzi che il perché è nato Gesù, come è nato Gesù. Quindi abbiamo cercato di prendere le parole del Vangelo di Luca con dei momenti essenziali, quindi dall'annunciazione alla nascita di Gesù.
Quindi Maria, questo sì di Maria che è diventato per noi la grazia. Partecipazione e grande entusiasmo da parte dei bambini. Sì, i giovani hanno cercato di lavorare, di contribuire, ma la cosa più importante è stare insieme e preparare insieme. Quindi il messaggio per il prossimo anno, per le prossime edizioni, quale potrebbe essere? Il messaggio è la massima partecipazione, e la massima partecipazione non solo al presepe, ma a preparare, a stare insieme per preparare. Perché serve aiuto? Serve aiuto per fare? Serve aiuto, sì, serve aiuto, ma ripeto, la cosa più importante è stare insieme, perché ancora a Cinque Frondi non c'è questo tipo di mentalità. Cercare di... da me ho detto, ok, non dal... Ok. Di là intanto arrivano... Come si chiamano? I trapezzisti, come si chiamano? Mi spiace, aspetta, faccio girare la telecamera. Eccoci con le immagini di Largo Duomo. Specie che non riusciamo a farci una passeggiata, che siamo fuori dai tempi. Cerchiamo comunque al prossimo appuntamento del villaggio di Natale di seguire la scaletta magari, sperando che non ci siano altri problemi tecnici legati a corrente e quant'altro. Non è che il firewall, com'era?
Vai, ce l'ho, Marco. Ci sono? Una piccola immagine dall'alto. Vediamo cosa riusciamo a mandarvi. Purtroppo siamo fuori tempo. Mi ha raggiunto in postazione Simone Sorbara, ne parlavo prima, Un posto di Calabria e Marcello Moltari, giusto? Ok. Allora, lancio velocemente un video recap di quello che l'edicola ha trasmesso assieme a Un posto di Calabria e poi ne parliamo insieme. Yes, siamo in diretta. Via. Cari amici dell'edicola di Pinuccio, benvenuti. Oggi un video recap. solito. Siamo in compagnia dell'associazione Un posto di Calabria e del progetto Viviamo Cinque Frondi, ma non voglio dirvi nient'altro. L'escursione di oggi si chiama Pedi Pedi a Cincrundi. Vi lascio al video. Siamo su un posto che geologicamente è sacro. Godetevela la Calabria perché merita di essere goduta e merita di essere vissuta. Siamo tutti figli di Calabria. Grazie. L'origine della comunità cinquefrondese, del territorio come lo conosciamo oggi più o meno, risale alla metà del 1300. Qua ci sono due dipinti sui soffitti della navata destra e sinistra che sono dedicati, uno a San Sebastiano, che è il santo a cui è stata dedicata inizialmente la chiesa, proprio nella sua... Io nacqui a debellar tre mali estremi: tirannide, sofismi e ipocrisia. La colonizzazione locrese ha portato sul territorio di Cinquefrondi all'edificazione di due templi principali pagani, dedicati uno alle muse, quello che diceva la signora, e uno alla dea Proserpina. Ora siamo esattamente sulla base del tempio della dea Proserpina, che è stato poi con la cristianizzazione dedicato a San Lorenzo e divenuto poi nel 1800 la chiesa del Rosario che vediamo noi oggi. Ora la seconda parte. Pinuccio, benvenuti in questo video. Oggi siamo di nuovo con il progetto Viviamo Cinque Frondi e l'associazione Un posto di Calabria, pronti per una nuova avventura. Siamo di nuovo a Cinque Frondi. Come mai questo secondo episodio proprio di nuovo a Cinque Frondi? Che produce formaggi e latticini vari, quindi vi invito ad assaggiare i loro prodotti e poi ci avvieremo nella seconda nostra avventura, giusto? Bene. Dalle strutture che vedete, soprattutto dalla parte dei ponti, delle strutture in mattoni. Appunto, come dicevo, la parte dei ponti soprattutto potrebbe risalire addirittura, potrebbe avere un collegamento con l'epoca romana. A Cinquefrondi infatti si sono stati ritrovati degli scavi romani, di terme romane, non proprio qui dove ci troviamo ora, però poco più in basso, quindi ci potrebbe essere un collegamento con quello. Siamo passati prima a ripassare come si lavorava qui, come è stata la fondazione. Allora a casa lavorava di questa maniera. Sì. Arrivavano i pelle, i grezzi e il coniglio. Coniglio, quindi coniglio. Grezzi. Ricordo ancora una volta, ne approfitto, è un video recap dei due video che sono usciti sull'edicola di Pinuccio su YouTube. Due escursioni dedicate al paese di Cinquefrondi, ce ne saranno molte altre. Potete vedere, non c'è cemento armato. Qua cemento armato non si sa manco. Aspetta, stai parlando? Onde sta in casa, argilla, sembra argilla, non lo so. Non stai parlando più, se vuoi parlare.
queste escursioni che abbiamo fatto, diciamo che sono delle escursioni Questa è uniche. un'altra tappa che facciamo nella parte storica di Cinquefrondi. Quello che abbiamo percorso è il borgo, detto proprio Uburgu, ed è uno dei vicoli, dei quartieri più antichi di Cinquefrondi. Lo vediamo soprattutto dalle strade, che non sono adibite al passaggio di mezzi pesanti e grandi come le strade principali, soprattutto la parte iniziale che abbiamo fatto. Quindi con molta probabilità era uno dei primi quartieri abitati del centro urbano di Cinquefrondi. E che la notte serve spesso a dirsi cosa si cela fra le colorazioni astrali. Un giorno... L'obiettivo principale è quello di presentare la Calabria ai calabresi e cerchiamo tramite l'attività esclusiva. Ti posso interrompere un attimo? Grinch, vieni qua! Grinch! Ciao Grinch, la telecamera è là se vuoi salutare. È un po' in controluce, vieni di qua, vieni di qua. Ciao Grinch, come stai? Parli o non parli? Non parli, va bene, saluta. Vuoi fare gli auguri? Ciao, è stato bellissimo. Ciao Grinch. Continua, prego. Grazie, dopo questa parentesi Grinch mi sento pure io uno Grinch, Grincia proprio. È stato un susseguirsi di eventi che ci ha portato poi a Cinquefrondi tramite le attività escursionistiche ed è stato molto bello essere stata la prima associazione insieme a Viviamo Cinquefrondi ad aver presentato un'attività del genere. Quindi è stata per la prima volta nella storia di Cinquefrondi fare un'escursione che unisse la parte cittadina del progetto con la parte montana, perché arrivando alla torretta, ai piedi della torretta, siamo riusciti a integrare questa particolarità. Hai fatto un piccolo spoiler, perché tutti quelli che ci stanno seguendo ora devono andare a vedere il video per capire che cos'è la torretta, perché penseranno magari alla torretta che c'è qua su. E invece non è quella. Comunque, Marcello, le escursioni non sono solo camminata, immersi nella natura, ma è anche cultura? Oppure? Diciamo che è molto cultura. Naturalmente c'è sempre la parte naturalistica che ci concede, come dire, dal punto di vista visivo l'aspetto più importante. Però poi c'è l'appartenenza al territorio e l'aspetto culturale, che è quello che poi realmente ci lega al nostro territorio. C'è il ritorno perché il pubblico molto presente, che ora fa un applauso spontaneo. Esatto. Deve sentire quello che stiamo dicendo, quindi. Comunque. Che possiamo dire, Simone? A breve ci sarà l'inaugurazione della sede proprio a Cinquefrondi. Non è stato un caso che abbiamo scelto la sede di Cinquefrondi, anche perché in questo momento, per fortuna, tutta la comunità e la cittadina sta dimostrando. Possiamo rinnovare l'appuntamento a seguirle sull'edicola. Certo. Iniziamo questa lunga serie insieme. Certo, è un progetto che abbiamo iniziato da poco e speriamo che vada avanti. Faremo dei piccoli riassunti dell'escursione, cercheremo di riportarli poi attraverso l'edicola a tutti. Grazie davvero anche a Marcello, a tutto un posto di Calabria. A me non resta che chiudere a questo punto questa diretta. Mi sento un pochettino doppio perché c'è la cassa di fronte. Quindi mi impappino un po'. Comunque, nonostante tutto ce l'abbiamo fatta a trasmettere in diretta, un po' di intoppi vari. Ciao. Io ringrazio ancora una volta chi mi ha supportato, Marco, Angelo, mio papà, Francesco, che sono stati fantastici. Sì. Ciao, viva l'edicola di Pinuccio, viva un posto di Calabria, viva la Calabria. Ciao, grazie. Ciao belli.
Possiamo abbassare un pochettino il volume della cassa, grazie? Che è molto forte. Si incricchia di freddo, lo posso dire, tanto mi capite tutti quanti, si incricchia di freddo. Sono le 20:32, è ora di chiudere la diretta. Mi dispiace che non siamo riusciti comunque a seguire la scaletta, dati i vari problemi tecnici. Lo rifaremo, speriamo che andrà tutto bene, ci attrezzeremo ancora meglio. È stata la prima esperienza live con un pubblico, tra l'altro anche con tutta questa attrezzatura. Avevamo il drone, non siamo riusciti ad usarlo, dovevamo fare la passeggiata, non siamo riusciti a farla. Quindi vi invito a seguire il prossimo appuntamento del villaggio di Natale, probabilmente domenica 17, se non mi sbaglio, controllo subito.